Vai su YouTube e vedi se funziona. Prende male il telefono. No, era perché secondo me certe volte quando vabbè, siamo in una zona che Prende poco, dici. andiamo sui 10 mega, andiamo che però vabbè io viaggio sui 2000 e mezzo, dai però dai. Non è un dramma, no? È solo che quando vengo a fare le vacanze anche stando in riva È che stanno per mettere la fibra quella potente qua. C'è già un wifi in sta palestra, però un wifi basso. Non ha visto no, ma adesso sto andando con la è un po' sgranata. Un po' tanto sgranata. no, io ho solo scritto che a causa di qualche mi ha detto che forse qualche problema di connessione dentro potrebbe fare qualche salto. Perfetto, era quello che speravo. Dai, per il resto mi dispiace, per Villa mi dispiace una costuriata e parlato in inglese. Una 52 sì. Ha detto che sul fondo doveva arrivare la fibra tutti a A parte questo. aveva di fretta perché dovevo chiudere che mi saltava tutto. Quando andava in palla. A me importava quello, ascoltavo. E con questo saluto sotto rete vi do il benvenuto alla seconda diretta di questa giornata, di questa stagione della Serie C. Questa sera il Volano Volley affronterà la formazione del Levico Terme per il recupero della prima giornata del campionato regionale di Serie C. Naturalmente io sono Lorenzo Minacapelli e trasmetterò per voi questa diretta streaming a favore anche di una categoria inferiore dopo la B1, anche la Serie C, perché quest'anno puntiamo a fare proprio questo, a regalarvi le emozioni anche della seconda squadra più importante del Volano Volley e naturalmente sponsorizzata quest'anno con un altro dei nostri grandi super sponsor, Capi Group. E come dire, siamo pronti per questa diretta streaming. Naturalmente non sarà come in B1 che ve la commenterò perché il doppio ruolo di regia e telecronaca è abbastanza complicato e al momento siamo anche alla ricerca di preparare un po' possiamo dire le preparazioni delle squadre. Al momento siamo ancora un po' indietro, però l'importante è che a voi le immagini arrivino abbastanza nitide e con tranquillità. Per il resto vi auguriamo a tutti voi una buona partita ai tifosi sia di Levico che del Volano Volley.
ci ha lasciato le ginocchia. C'è da raccogliere una rotula. Chi? Non ho capito cosa intendevi con quel gesto così. 52 Eh? Ah, 52. persone. Ok.
Ricordamelo. Ti dico dopo perché non vorrei che magari col fatto che arrivi un messaggio WhatsApp magari salta, mi mangia la banda.
devi fare un po' di secondi punti. Facciamo sempre l'applauso contro il microfono.
foto del volano, metto piuttosto il logo e il simbolo ufficiale della festa della donna, no? Sì. Potrebbe andare bene. Un mazzetto di mimosa. Sì, esatto. Tanto graficamente una mimosa si riesce a fare abbastanza facilmente. Però digli che... Digli però di... Digli che però non so se stasera riesco a preparargliela, magari per domani mattina gliela invierò sicuramente. Perché dipende anche da che ora torniamo da qua.
così. Sì, sì, infatti. Infatti secondo me era una portata. Non sto guardando YouTube io. Se non mi vai in palla la CPU. Ok. Devo andare. Brava Sharon! Ammazza che spavento. Si era incollato la...
Allora, ladies and gentlemen, siamo pronti per il tie break. Una partita piena di sorprese, quindi siamo pronti a assistere a questo quinto e ultimo set che chiunque lo vincerà possiamo dire che ci hanno regalato un grande spettacolo.
dai. Possiamo dire che è stato bello aver sognato.
E dopo una grandissima partita è Levico che riesce a vincere per 3-2 la partita, con l'ultimo set chiuso per 15-9. La Capri Group comunque oggi si porta a casa il primo punto della stagione. Che dire, un pelettino di rammarico forse nel quarto set, quando c'era la possibilità di portarne a casa addirittura 3. Però vabbè, è una squadra giovane e ci sono sicuramente altre chance per riscattarsi. Allora ringraziamo i tifosi del Levico e i tifosi della Capri Group Volano Volley che sono stati qui ad assistere a questa diretta, e vi diamo appuntamento alla prossima partita della Serie B1 e naturalmente dirette anche dalla C. Quindi vi auguro a tutti voi una buona serata e ci vediamo alla prossima diretta.